Queste pecore sono rigorosamente di razza sarda, per dimensioni di pecora, quindi anche per il fabbisogno e per produzione di latte penso siano le migliori. Gli anni scorsi che c'è stato un aumento del prezzo del latte, c'è stato un incremento di pecore israeliane, le Asaf eccetera, ma quelle come corporatura sono il doppio rispetto alla razza sarda e quindi vogliono anche il doppio di mangime, di fieno eccetera. La pecora di razza sarda è una pecora che resta bassa, di piccole dimensioni, che quindi per produrre un litro e due mangia una quantità di mangime di fieno molto inferiore rispetto a una SAF che pesa anche 40 kg. Facciamo la trasformazione del latte in azienda e lo trasformiamo in Fiore Sardo, che è il formaggio tipico della Barbagia, ma soprattutto di Gavui. Ben trovati da Alice Redote, la Corea del Nord mostra i muscoli, imponente parata a Pyongyang per la festa nazionale nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti, pronti ad una guerra nucleare in discorso del numero di terrogi, sale la tensione in Asia, perché lo vale. Oltre 100.000 persone tra militari imparate a correre manifestanti mentre sfilano carri armati, camion e soprattutto missili balistici intercontinentali. Così Pyongyang mostra i muscoli in occasione della giornata del sole, la festa che celebra l'anniversario della nascita 105 anni fa del padre della patria, Kim Il-sung. Risponderemo a una guerra totale con una guerra totale, siamo pronti a colpire con attacchi nucleari. E chiudiamo con lo sport, Formula 1 di scena sulle coste del Golfo Persico per il Gran Premio del Bahrain, terza prova del mondiale, si rinnova il duello Vettel-Hamilton, gelando di Vico. Nelle libere si sono studiati, oggi la prima vera sfida tra le due del Bahrain. Appuntamento alle 17 per la caccia alla pole, obiettivo numero 1 in stretto ordine temporale del weekend. Vi auguriamo una buona giornata. Il latte pastorizzato viene portato a una gradazione di 67-70 e poi riportato a una temperatura minima di botto. Quella è la pastorizzazione o termizzazione, che invece viene portato a 67. Il Fiore Sardo invece è un latte crudo, cioè noi dalla mungitura mungiamo il gregge, viene portato magari nella mungitura serale al refrigeratore ed viene refrigerato. E poi la mattina successiva viene riscaldato a 34, 35, massimo 36 gradi, fatto cagliare e trasformato in Fiore Sardo. Quella è la caratteristica principe del nostro formaggio, che è un latte crudo. Quindi mantiene tutte le caratteristiche della zona, dal pascolo a tutti i principi nutrizionali che può avere quel prodotto. La differenza dal nostro Fiore Sardo e uno dei problemi che abbiamo sempre avuto nella cooperazione per questo tipo di formaggio è proprio la diversità del prodotto, non solo da zona in zona ma anche da un'azienda ad un'altra. Mentre la pastorizzazione azzera completamente qualsiasi principio di olfatto o di sapore, il Fiore Sardo da una zona all'altra, da un allevamento all'altro, proprio perché è un latte crudo, è diverso. La tipicità proprio rispecchia questo valore aggiunto. Quando ci chiedevano e abbiamo provato a mandarlo nelle GDO e magari ci è capitato perché non ci avete mandato quello della fornitura precedente, perché ci veniva quasi impossibile, non solo da un'azienda all'altra ma anche da un periodo all'altro. Ad esempio il latte che noi produciamo nel periodo invernale, soprattutto qui in montagna, è un latte grasso, mentre un latte che noi produciamo in primavera, dove le pecore sono maggiormente spinte e hanno una produzione maggiore, il grasso è inferiore, quindi la pasta è più asciutta e meno grassa rispetto alla produzione invernale. Mentre prima si cibavano quasi esclusivamente di ciò che la natura poteva offrire e veniva proprio applicata la transumanza per questo motivo, perché qui a 900 metri in una parte dell'anno nevica, fa freddo.
e quindi lo Stato era non brado ma quasi. Ora invece gli allevamenti sono quasi tutti stanziali, poche aziende ormai applicano la transumanza e quindi il restare qui ci ha portato a attivare un tipo di alimentazione che richiede l'aggiunta di mangimi e di fieno, ad esempio erba medica che qua non la produciamo ma che la compriamo dal Campidano, e quindi si può parlare proprio di un allevamento semi-intensivo aiutato da mangimi, foraggio, ma anche dagli erbai che coltiviamo e dall'erba spontanea che può nascere.
economico e programmatorio. Si sono svolti questa mattina ad Argenta, nel Ferrarese, in forma strettamente generali di Venezia. La Guardia Ambientale volontaria uccisa sabato scorso a Porto Maggiore. A criminalità il killer indagato anche per l'omicidio del barista di Cutrio. Arrestato a Ragusa un uomo accusato di aver abusato per anni della figlia minorenne della sua convivente. Fondamentale le immagini di telecamere di sorveglianza. 14 milioni di italiani in viaggio per le vacanze di qualcuno passate la continente e sottolinea come la bomba del terrorismo abbia influenzato la scelta delle mete. Intanto rafforzati i controlli nella capitale dove sono in corso in questi giorni le celebrazioni pastorali. 3.000 gli agenti in campo con sbarramenti, misure antitiro e cani antiesplosivo. Già un'ighetto gli serviva per tutta sul pastore, a sunica manta e tenia tanto incarare un deviuti. Se un dia si serve e si lava, salana, e poi ando così a tailu te si anso sa un'ighetto. E questo serviva per tutta sul pastore, sia per fritto, e sia per sterrimento, e sia per cucuzzo. Questo è giusellazzo. Sa sedda usava sul pastore per arrare linna, broasa, cioè una sedda triballo per e altri. Questa sono i sarmar, bolosazuvie, questo è fa il samar de gabui, sa comunale, invece questa sono in sa spadronale, sa si venivano a si sa barra o puramente sa ossa. Sa bertula nostra, gaboesa, a un famosa che poi sia per la tessitura sia per sorbace. No, pia so spanner de presa dai 20 in a 30 panes, ando so pastores abbarravano tempus e tempus senza girare a birda. Cioè trasportavano tutto a caldo e sarbertulas. E no, e per sarbuzzas. Sarbuzzas in mano servivano quasi di armadio. Che appia 20 in pane presa in intros, asu, pancetta, prosciutto, su e teniano a musannare su vilas. Tanto non vi sono mobile su metà oie, la gente si contentava di su e teniano. Questo su in sormalunes e usavano anticamente per murghe su latte, a tanto non devi usare né di erro né di alluminio. Questo è per morire su latte, ando che si azzau. Poi lo sono spiegando come un prendimento. Poi vi usa spiseddas.
La spisedda su di l'inna de stanza oppure de pilastro. Si a saleppa se a resu asu, sa ia di l'inna, per non guastare su sundor de sulla piolo, a tanto sormere si calzavano, li guardavamo sestirio. Se non usavamo questa, la classica leppa inzu i biudi, i sus ubiles, e in tuttuve la ponevamo a uscrare porco, a rasiare, ma giù prulla sa iavamo di l'inna. E sul mese maio il pastore si preparava da tundere e si fornia di questo gerros, noi li rinammo urzies. Usta sonata si impazzata e usta son de santo lussurio, in Sardo arbiddas e preparavano questo strumento. L'instabilità con numerosi temporali da nord a sud, le giornate però saranno più fregate con temperature in alto. La domenica vedrà ancora molte nubi al nord, con piogge temporali sparsi, più variabile soleggiato al centro-sud, ma con temporali pomeridiane nelle zone inferiori. Via. Fuori uno. Cristian. Vai.
No, a peri. Artea un sordiolo. Perché sono nati stamattina e a volte il primo giorno vogliono aiutarti. A volte, non sempre. Genoa 1, Crotone 0, Pescara. 5 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, le Pescara sfiora il pari. Anche ne fare due, se non capito.
Il lavoro del pastore per il paese di Gavui, ma non soltanto, per la Barbagia e anche per la Sardegna intera, ha sicuramente una rilevanza storica, ma anche attuale, perché se pensiamo che con la crisi e con le varie problematiche che il mondo del lavoro pone oggi, valorizzare un mestiere antico come quello della pastorizia sicuramente è una doppia valenza. Innanzitutto conservare una tradizione, una cultura che ha permesso a tutto il territorio e alle popolazioni di avere un sottostratto non soltanto culturale ma identitario molto importante, e questo è la base per avere nel futuro una possibilità diversa, per non essere omologati a un mondo che cambia e tende appunto ad omologare tutte le persone, tutti i lavori. Questo è un lavoro, quello del pastore, che sicuramente è legato al territorio, ai cicli della natura, agli animali, e quindi è un qualcosa di diverso rispetto alla tipologia, alla metodologia di lavoro che c'è adesso, ed è quello che rispetto ad altri tipi di lavori può permettere, se lo si fa e si accetta il sacrificio di avere un lavoro di questo tipo, può darti uno spirito diverso e farti vivere quelle che possono essere le limitazioni di essere in un territorio che per certi versi non offre tutti i benefici che magari la vita di città o di una grande metropoli può garantirti. Qui si può star bene per altri motivi. E se si raggiunge un equilibrio fra natura, lavoro e il tuo lavoro, che fa parte anche del contesto culturale. Il lavorare non è avulso dall'avere un ruolo all'interno della comunità in cui vivi, anche il tuo lavoro fa parte della comunità in cui vivi, dell'aspetto identitario della tua comunità, e questa è una cosa importante. Perché non tutti i lavori permettono questo, te lo permettono i lavori artigianali tipici, i lavori come quello del pastore e altre cose, ed sono le caratteristiche dei lavori che noi abbiamo in questa realtà, e su questo dobbiamo puntare. È per questo che può essere ancora un lavoro attuale il lavoro del pastore. Prima c'erano molti più pastori perché quello era il lavoro che si faceva in queste zone, quindi anche quelli che non erano figli di pastori venivano istradati e facevano gli aiutanti, venivano parlati in Sardo e quindi aiutavano chi faceva già il pastore. E prima c'era un rapporto molto diverso, cioè anche con poche pecore avevi un aiutante, e c'era anche il principio una parte del salario veniva garantita in pecore, tot di pecore all'anno, quindi uno col tempo riusciva a crearsi un gregge, e quindi lo spirito con cui affrontavano anche l'aspetto più duro di quel lavoro era quello di non soltanto di rimanere sempre alle dipendenze, ma con la prospettiva di diventare dei pastori, quindi di farsi un gregge e poi di avere un ovile o in affitto, oppure poi se andavano bene le cose anche di comprare comunque della terra, in cui poi, molti hanno fatto questo tipo di percorso, ed era un percorso naturale. Adesso molto meno, ci sono molto meno pastori, quindi è una cosa molto più familiare. Prima era più semplice fare il pastore, diciamo, non ti serviva un granché. Adesso il mondo è cambiato, e quindi per poter fare il pastore hai bisogno, a parte di una struttura, perché devi entrare in un sistema che comunque deve garantire anche standard di qualità rispetto anche all'allevamento del bestiame, quindi sei tracciato, quindi ci sono degli adempimenti burocratici, e questo è un aspetto che sicuramente potrebbe essere migliorato e alcuni può scoraggiare, però è
e comunque nelle cose. Bisogna abituarsi al fatto che comunque il pastore non è più quello di 50 anni o di 100 anni fa, il pastore va fatto nel 2000, come tutte le cose va contestualizzato. Il pastore adesso è anche quello, quindi bisogna farlo rispettando le leggi e vivendo il lavoro in questo modo. Fare il pastore e avere dei risultati di un certo tipo bisogna non più pensarsi un pastore arcaico, ma pensarsi un pastore moderno, tenere sempre l'arcaicità e l'identità del lavoro, ma pensarsi un pastore moderno vuol dire stare al passo coi tempi e permettere che altri giovani lo vedano come un'opportunità, perché di questo si sta parlando, è un'opportunità fare il pastore, una come tante, deve avere anche la vocazione, il lavoro che richiede sacrifici, ma se la si pensa in questo modo è possibile che questo possa essere fatto, però sta alle giovani generazioni, ma non solo, a tutti quanti, vedersi in un modo nuovo anche da un certo punto di vista. Però, ma... Dai gusto, dai, e si capisce che camera stile, e cerco di sai male. No, Mario, anche ne sa tassità. Jangan latih dulu di pun dapat donat.
Della scuderia Mario Coccolone di Fondi. Allora, ricordo che domani ci sarà la corsa. Tante salute!
Tutto anda bene da noi, 150-700 litri. No, tutto duro. Io dico questo, ma chi conosce questo formaggio meglio di chi ce l'ha insegnato a noi e da chi ce l'ha tramandato? Non siamo noi che dobbiamo dire come si fa, ma dobbiamo scrivere come ci hanno insegnato. Quindi noi dobbiamo essere solo delle persone che annotano e conservano questo patrimonio e questa tradizione. Noi dobbiamo solo vedere e tramandare.